Pronti? 1, 2, 3. Valido il secondo tentativo con Orfeo Jet che è già avanti a tutti nei confronti di Untouchable LG. Terza posizione Timbuktu B a precedere Aguario Cass, quindi Universal Prayer. Dei penalizzati la più veloce è stata Tilde Mati. Si completa la prima curva in 16 con Orfeo Jet all'avanguardia nei confronti di Untouchable LG, Timbuktu B, Aguario Cass, Universal Prayer, Tilde Mati, ancora Aria Pink alla retroguardia. Alice Trio sposta, chiede e ottiene strada Untouchable LG che dopo 400 metri in 31,3 è il battistrada della corsa. Favorito all'avanguardia nei confronti di Orfeo Jet. Terza posizione sempre Timbuktu B davanti ad Aguario Cass, ancora Universal Player, Tilde Mati, quindi Aria Pink alla retroguardia. Alice Trio 646,5, fila indiana. Si rallenta il ritmo e allora la mossa esterna è quella di Gennaro Casolari con Universal Prayer che risale all'esterno, almeno cerca di farlo, si porta al Salchi di Timbuktu B dopo 800 percorsi in 1,1,5 e il primo chilometro da parte del battistrada Untouchable LG va via in 1,17,3. Davanti alle tribune per l'ultimo passaggio Untouchable LG in vantaggio nei confronti di Orfeo Jet, quindi Timbuktu B. Di fuori scoperto Universal Prayer si trascina Alice Trio, cerca di andare a fare la terza pariglia esterna Aria Pink, chiudendo alla retroguardia Aguario Cass che precede Tilde Mati. 15 davanti alle tribune, tende ad accelerare in progressione Untouchable LG a 650 metri dal palo. Untouchable in vantaggio, fa la curva in 15,4, sbaglia Untouchable LG, sbaglia Universal Prayer che lascia così allo scoperto Aguario Cass che cerca di muoversi in anticipo sul treno esterno quando siamo al completamento del miglio, passato da Untouchable LG in 2,2,1, 14,4 a dritto opposta alle tribune, allunga Untouchable nei confronti di Orfeo Jet che è sempre secondo a precedere Timbuktu B. Da dietro si fa fatica a progredire, la mossa in mezzo alla pista è quella di Alice Trio ma è ancora molto distante, 15,2 per l'ultima curva ed è abbastanza per aver scavato margine incolmabile per Untouchable LG che con Roberto Vecchione viene a concludere la sua fatica al minimo dei giri vincendo facile, mentre per il secondo posto Orfeo Jet si salva dal finish interno da parte di Tilde Mati. 2:31,4, 1:16,4 il ragguaglio cronometrico di Untouchable LG, Roberto Vecchione e Matteo Restelli per colori della scuderia Stade Stable. Il successo del figlio di Dream Vacation che gira, sfila su Orfeo Jet e si rende intangibile nel finale, staccando a piacimento i rivali. Al secondo è ancora Orfeo Jet, al terzo il 10 di Tilde Mati, il successo di Untouchable LG e Roberto Vecchione.